A Caorle si sta tenendo la Fiera dell'Alto Adriatico, iniziata il 26 gennaio che si concluderà oggi, 29 gennaio. Una fiera dedicata a chi fa del turismo, della ristorazione e dell'accoglienza la propria professione, la propria mission. Patrocinata dalla città di Caorle, dalla città di Jesolo, sotto l'egida della Camera di Commercio di Venezia e di Rovigo, la Fiera Nazionale dell'Alto Adriatico è il punto di riferimento per il mondo Horeca, Hostellerie, ristorante, caffè, per cui un must per chi opera nel settore per conoscere nuove aziende, magari per capire se c'è la possibilità di instaurare nuove collaborazioni. È da oltre 50 anni che si svolge, 54 per l'esattezza. All'inaugurazione era presente il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale ha ricordato che il numero di presenze nel settore turistico confermano il Veneto come una delle regioni trainanti anche per l'offerta unica e variegata. La fiera consente il confronto tra imprenditori e istituzioni, dando la possibilità di dialogo costruttivo tra le parti, per condividere e confrontarsi sulle strategie che possono dare nuove chance di successo, nuovi input alle destinazioni turistiche. La coordinatrice del G20 Spiagge, Roberta Nesto, presidente della conferenza dei sindaci del litorale, plaude alla fiera che pone come centrale il ruolo della costa veneta, sottolineando come la sinergia e il coordinamento possano contribuire per ottenere risultati positivi. Ci hanno chiesto come mai Chioggia non sia stata presente a rappresentare molto degnamente la nostra città. Erano Paolo Tiozzi e l'azienda OPI Fasolari. Non sappiamo quanti comuni siano intervenuti a tale evento, che muove forze imprenditoriali cercando di mettere in contatto la domanda e l'offerta, ma si tratta di uno di quegli eventi in cui la nostra città avrebbe potuto fare un giro di rappresentanza nonostante non sia arrivato alcun invito ufficiale. Chioggia non ha mai partecipato a fiere come destinazione turistica, come espositore, racchiudendo tutta la nostra offerta in un unico stand, in modo da mostrare la località a 360 gradi, ma è ciò che fanno altre destinazioni che riconoscono l'importanza di mettersi in vetrina, in mostra, per farsi conoscere. Per una destinazione come la nostra, esporre nelle fiere del turismo, almeno una a livello nazionale e una a livello internazionale, sarebbe stare al passo con le altre località che da anni lo stanno facendo e che ci stanno lasciando il ruolo di fanalino di coda, non per numeri, ma per la crescita e per la potenzialità di crescita. Nel frattempo siamo ancora senza IAT, il nuovo dirigente si è trovato un ufficio dove i collaboratori erano a contratto scaduto e una fondazione del turismo che per ora è una bella scatola vuota. Deve trovare le risorse per far ripartire i primi e per far partire la seconda, dividendosi tra Chioggia e Bassano. Anche nel turismo abbiamo visto è importante creare collaborazioni e costruire sinergie per crescere. Bisogna trovare i partner più adatti per costruire un percorso da cui trarre il meglio. Dov'è che Chioggia potrebbe trovare i suoi partner ideali? Quando è che la politica comincerà a pensare che l'isolamento di cui ci stiamo circondando non è adatto alla crescita della città? Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.